Eder. Mech. Pallister. Gemona, il delitto Vanier. Tutto ciò che è emerso nell'ultimo mese. Il quadro investigativo sull'omicidio di Alessandro Vanier, ucciso e fatto a pezzi nella villetta di Via dei Lotti a Gemona del Friuli, si è infittito di elementi nuovi, in parte contraddittori. In primo piano c'è la doppia pista delle ammissioni. Da un lato la confessione spontanea di Maylin Castro Monsalvo all'arrivo dei carabinieri la mattina del 31 luglio. Dall'altro la registrazione di 26 minuti e 10 secondi in cui la madre della vittima, Lorena Vanier, racconta con dovizia di particolari la sequenza del delitto e la fase di occultamento. Secondo gli atti citati dagli organi di stampa, Maylin avrebbe indicato di aver strangolato il compagno con i lacci, puntando i piedi sulle spalle dell'uomo supino. Lorena, rientrata in soggiorno dopo aver calmato la nipotina in lacrime, avrebbe aiutato nella stretta finale. La madre, inoltre, avrebbe descritto i tentativi precedenti di neutralizzazione del figlio, un blister intero di sonniferi sciolti nella limonata, 2 iniezioni di insulina all'addome, un tentativo di soffocamento con un cuscino. Quando il corpo non entrava nel bidone recuperato in autorimessa, avrebbe usato una sega da legna per dividere il cadavere in 3 parti, mentre Maylin avrebbe acquistato calce per coprire gli odori della decomposizione. Le ammissioni si innestano su un contesto delineato come premeditazione, freddo controllo e un piano di copertura. Nei giorni successivi al delitto, alle figure sanitarie che seguivano Maylin per una depressione postpartum, le 2 donne avrebbero ripetuto che Alessandro era in Colombia. In quella stessa cornice spuntano dalle carte riferimenti insistiti alla Colombia, un progetto di vita condiviso tra suocera e nuora, l'idea di un trasferimento imminente e perfino l'acquisto di biglietti aerei da parte della vittima, interpretati dai giudici come un elemento che, invece di corroborare la tesi delle oppressioni insopportabili, avrebbe offerto alle indagate possibilità alternative alla violenza. Sempre su quel versante, Lorena avrebbe ipotizzato di sbarazzarsi del corpo in montagna o addirittura nel Rio delle Amazzoni. Suggestioni definite fantasiose dal GIP, ma rivelatrici della mentalità post factum. La linea tecnico-scientifica, intanto, corre su binari paralleli. Dopo la bonifica degli artificieri a metà agosto, i RIS hanno setacciato la villetta. Un ulteriore accesso dei carabinieri del nucleo investigativo è stato calendarizzato per giovedì 18 settembre per completare i rilievi. Nel frattempo filtra un elemento che apre un fronte delicato. Un'elaborazione peritale ha prospettato che la causa di morte potrebbe non essere il soffocamento come da narrazioni confessorie. Se questa traccia dovesse reggere all'urto degli accertamenti irripetibili e dei riscontri medico-legali, il procedimento dovrà armonizzare ciò che i corpi raccontano con ciò che le indagate dichiarano. Una divergenza che, in casi di confessione plurima, impone prudenza metodologica e verifica di compatibilità lesionale, tempi biologici e coerenza ambientale. Sul piano processuale si registrano 2 movimenti difensivi. Il primo, formale. A Venezia Giudecca, un colloquio programmato tra Maylin e i suoi legali è saltato dopo ore di attesa per il diniego d'accesso al consulente tecnico della difesa. L'avvocata Federica Tosella ha stigmatizzato l'accaduto come lesivo del diritto di difesa. Il secondo, sostanziale. Per Lorena Vanier è in preparazione un percorso di approfondimento psichiatrico con la nomina di 2 consulenti, psicologo e psicoterapeuta, per valutare lo stato di mente al momento dei fatti e le sue ricadute sulla capacità di intendere e di volere, nonché sulla misura cautelare. Un capitolo a parte tocca la gestione delle spoglie. A fine agosto ha fatto discutere la possibilità che fosse proprio la madre, oggi accusata del delitto insieme alla nuora, a disporre dei funerali del figlio. La questione, più etica che giuridica nella percezione pubblica, può in concreto incidere su tempi e forme dell'ultimo saluto, ma non modifica la necessità degli accertamenti autoptici e dei prelievi ulteriori. Il mosaico investigativo al momento tiene insieme 4 tasselli portanti. Primo, 2 confessioni, una immediata e informale di Maylin ai carabinieri, l'altra formalizzata e registrata di Lorena, entrambe convergenti su premeditazione e cooperazione. Secondo, un possibile disallineamento tra i racconti e gli indizi tanatologici che suggerisce cautela sulla dinamica letale e sull'ordito temporale, orario di morte collocato intorno alle 21:30 del 25 luglio secondo il racconto materno. Terzo,
un progetto di fuga narrativa e forse reale verso la Colombia, già attivato nel post-delitto per spiegare l'assenza della vittima. Quarto, la prosecuzione serrata dei riscontri tecnici in casa, con un nuovo sopralluogo fissato e con i dispositivi difensivi, accessi in carcere e perizie psichiatriche che iniziano a sedimentare la strategia processuale. In assenza di una ricostruzione medico-legale definitiva, l'inchiesta resta ancorata al principio di convergenza degli indizi. Tracciati d'acquisto, calce, cronologia delle chiamate, intercettazioni ambientali e telefoniche, impronte e microtracce, compatibilità tra lesioni e metodo dei lacci. È su questa griglia che si giocherà l'esame di credibilità delle dichiarazioni. Se la perizia dovesse confermare un meccanismo diverso dall'asfissia compressiva, le confessioni richiederanno un raddrizzamento interpretativo, rimozione, autoassoluzione, errore percettivo, suggestione reciproca. Se invece la medicina legale confermerà il quadro dichiarato, la difesa sposterà l'asse sull'incapacità, sulla depressione di Maylin e sulla presunta costrizione ambientale, tentando di attenuare premeditazione e freddezza post-delictum che, ad oggi, pesano come macigni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.